Un fotografo, una sartoria su misura oppure un atelier solo vintage. Carmignano di Brenta prova a rifare il look alle vie dello shopping, prova a fare del paese un centro commerciale naturale e sul piatto mette ben 30.000 euro. Per appunto sostenere quelle attività che sono in affitto oppure quei negozi sfitti che devono essere riaperti. L'esercizio di vicinato è fondamentale per una comunità locale e quindi cerchiamo di incentivare il cosiddetto centro commerciale diffuso. Un progetto, primo esempio in Veneto, per il quale il comune si appoggia ad esperti del settore con l'Ascoma di Padova e che parte da un'indagine di mercato. Il giovane, dopo questa ricerca di mercato, speriamo che non ci siano più i 70-75 punti vendita, ma diventano 100, anche perché come associazione commercianti con Fidimpresa abbiamo la possibilità di finanziare queste operazioni. Quindi il commerciante viene affiancato a un tutor col quale confrontarsi per dare una nuova veste all'attività, per riallestire il negozio o per dare concretezza a quella che al momento è soltanto un'idea. Un percorso di accompagnamento proprio nei confronti dei nostri commercianti che possono in questo modo avere qualche strumento in più, qualche sistema in più per poter fare una maggiore analisi del loro business. Per esempio è sparita la classica sarta o comunque il negozio dove oltre alla vendita diciamo, del prodotto, la camicia che ne so, o il maglione che magari può fare la sartoria personalizzata.